Ciao, buongiorno a tutti amici di Mestre Mia. Abbiamo qui Giacomo Garbisa della libreria Manuzza di Mestre e poi avremo, che è già arrivato per la verità, Mario Coglitore, che abbiamo appena salutato. Secondo sabato di Libri sotto l'albero, e insomma un format curato da Annalisa Bruni si tratta di cos'è? Di libri, naturalmente, parleremo di libri. Oggi ci sono in programma delle belle chiacchierate, perché vedo già qui che abbiamo dei fumetti, per esempio, abbiamo questo, amici, che è questo, non fare troppo spoiler, questo sta qua, questo sta qua. E poi cosa volevo dire? Niente, io vi auguro una buona diretta. Colgo l'occasione per dirvi che siamo sempre da Abitare 3, in Corso del Popolo 95, negozio di arredamenti con dei bellissimi salotti, simpaticissimi titolari sono i fratelli Trevisan, che sanno che se qualcuno viene a nome di Mestre Mia saranno accolti, non dico con il tappeto rosso, a parte che fuori c'è anche un tappeto rosso, ma insomma sarete ben accolti perché sono persone squisite, veramente squisite. Ringrazio Annalisa Bruni, Francesco Brunello, Giacomo Garbisa, ora tocca a te. Tocca a me. E vi lascio e scappo. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Bene, buongiorno, buon sabato, buon weekend e ben ritrovati. Ci siamo lasciati ieri sera con i due autori del libro che abbiamo presentato per l'incontro con l'autore e la prima serie di questi cicli, La strage degli innocenti, perché Piazza Fontana è senza colpevoli. Oggi, poi facciamo sempre il resumé. Abbiamo presentato Natale Venezia a cura di Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon, un libro di racconti e poi un saggio storico di Elisabetta Baldiserotto sul suo avo, Francesco Baldiserotto, storia di un patriota veneziano. Allora, oggi invece continuiamo i nostri incontri con le librerie mestrine. E come dicevo la settimana scorsa, sono molto contenta che abbiano accolto il nostro invito in un momento in cui per i regali di Natale le librerie sono piuttosto sotto pressione, ma insomma hanno trovato il tempo di venire a trovarci e dedicarci una mezz'oretta per darci qualche consiglio di acquisto. Dopo una libreria di catena, la Ubic, la settimana scorsa con Alessandro Tridello, oggi invece sono molto lieta di avere qui una libreria indipendente con appunto uno dei due titolari, Giacomo Garbisa, che ha portato appunto 3 proposte, 2 dedicate a Venezia e una dedicata a Mestre. Quindi io senza altro indugio gli cederei la parola. Ci sono 15-20 minuti di tempo per parlare di questi libri, per mostrarveli e per così fare una chiacchierata legata appunto agli acquisti natalizi, perché è molto bello mettere un libro sotto l'albero. Io vi invito a farlo nelle librerie cittadine per sostenere i commercianti che in questo momento sono in grande difficoltà. Bene internet, bene l'acquisto online se è proprio indispensabile, è comodo, però insomma io vi consiglio sempre di frequentare soprattutto il centro, i negozi di Mestre in questo momento importante. Giacomo, a te la parola. Grazie Annalisa, intanto grazie dell'invito, grazie a te, grazie a Mestre Mia, grazie a Fratelli Trevisan che ci ospitano in questa splendida location. E niente, noi abbiamo pensato di portare così sotto Natale 3 libri di storia delle città, storia di Mestre, storia di Venezia. Allora, con Mestre, come è stato detto prima, siamo andati su una pietra miliare. Storia di Mestre di Sergio Barizza, secondo noi è un titolo del 2014 e sta andando e continua ad essere sempre attuale. Va sempre bene, viene richiesto molto ed è un titolo che in una biblioteca, in una libreria personale, privata, di un mestrino non può mancare, secondo noi. Perché comunque resta sempre attuale, sempre contemporaneo, la ricostruzione di come è nata, di come si è sviluppata Mestre, secondo noi appunto è un titolo immancabile. Poi una mole importante e consistente, però
vi assicuro, leggibilissimo, scorrevole, con tante documentazioni fotografiche, ricerche d'archivio, cioè come Sergio Barizza lavora. Beh, Barizza è il nostro storico, insomma, non c'è bisogno, non è che, cioè, siamo venuti a portare un titolo che penso non abbia bisogno di grandissime presentazioni, perché è una pietra miliare, e mi fa piacere quello che hai detto prima, che tocca il cuore. Andando su Venezia, allora anche su Venezia uno potrebbe, la bibliografia è sterminata, si potrebbe portare qualsiasi cosa. Allora abbiamo pensato una cosa un po' particolare, portando 2 fumetti. Allora, il primo è un fumetto, Venezia, una singolare avventura. Umberto Franzoi. Esatto, scritto a 4 mani da Umberto Franzoi e da Lele Vianello per le illustrazioni. È un titolo anche questo attualissimo, nel senso che questa è una riedizione di un volume che c'è una quarantina di anni fa. Sì. E probabilmente è l'unica, vado a memoria però non prendetemi per dogma, un fumetto su tutta la storia veneziana, quindi dalle origini fino agli anni della Serenissima. E bello, illustrazioni splendide, anche Lele Vianello, penso non abbia bisogno di presentazioni, ha una formazione artistica, ha lavorato con Ugo Pratt, è stato suo, quindi è un libro di alti contenuti storici e di illustrazioni splendide. Puoi mostrarle qualcuno, Certo. magari verso la telecamera? Beh sì, ha qualcosa di Pratt. Sì, perché come impostazione Vianello della nel vignetta. suo percorso è stato collaboratore, ha lavorato con questi colori tenui, così Esatto. un po' virato seppia, no? Un po' anticato, come si dice. Beh, Umberto Franzoi era il direttore di Palazzo Ducale. Certo. Io ho lavorato tantissimo con lui quando ero ragazza, facevo le visite guidate con gli amici dei musei e poi con le mostre. Una persona molto preparata, simpatico anche, Sì, molto simpatico. Sì, perché deve avere una quarantina d'anni il titolo, e questa è una nuova edizione. Beh, bello che esca di nuovo, no? Sì, Che bello, perché vuol dire comunque, che funziona. sono titoli comunque che sono sempre attuali, non scadono. Certo. Questa invece è una novità. Allora, La Fortezza, Signa 1715. Anche questo è un fumetto, vedete che già il genere è diverso, colori diversi, molto più marcati, contrasti più ampi. Allora questo l'abbiamo scelto, al di là del fatto di essere una novità, è scritto anche questo a 4 mani da Danilovic e Nardo, e si inserisce in un contesto storico della seconda guerra di Morea, quindi siamo tra 1714 e 1718, e racconta un episodio specifico della guerra, ossia la resistenza della fortezza di Signa in Croazia. Una storia che ci raccontava l'autore, con il quale abbiamo parlato in libreria, ci è venuto a trovare, poco conosciuta, che loro hanno scoperto casualmente scartabellando negli archivi e che li ha appassionati. Praticamente questa fortezza veneziana nell'entroterra croato, che ha resistito all'assalto degli ottomani, mi sembra per 12 assalti nel giro di una settimana, e si inserisce nel contesto appunto della seconda guerra di Morea, che fu l'ultimo di fatto importante evento militare bellico di Venezia prima della caduta. Quindi, e l'abbiamo scelto perché è come ci spiegavano anche gli autori, l'uso del fumetto vuole anche provare ad avvicinarsi a un target più giovane. Certo. Quindi molto comunque accurato, perché ci dicevano che dietro c'è una grossissima ricerca anche delle uniformi dell'epoca, oltre al fatto che alla fine il libro è proprio una ricostruzione storica. Quindi c'è anche un saggio, diciamo, esatto, più tradizionale. Infatti con cartine, foto di quello di cui stiamo parlando, cioè che bel posto. proprio esatto, quindi noi abbiamo pensato così proposto un po', ripeto, originali, e un classico che secondo noi è il libro su Mestre che deve esserci. Grazie.
Senti, volevo chiederti una cosa, il vostro pubblico su che cosa si orienta fondamentalmente negli acquisti? Allora, noi siamo una libreria, noi per scelta abbiamo puntato su un catalogo di storia locale, quindi Mestre, Venezia e comunque territorio veneto. È stata una scelta, quindi Anche come case editrici? Anche come case editrici, esatto. Noi non gestiamo, non teniamo tanto la grandissima distribuzione, andiamo a cercare un po' titoli un po' più storici, diciamo un po' più di saggistica e comunque anche autori locali, case editrici locali. Facevamo tante presentazioni, come sai. Sì, ci sono stata spesso. Purtroppo adesso non possiamo, riprenderemo perché siamo fiduciosi che riprenderemo e quando riprenderemo abbiamo un calendario vastissimo e quindi il nostro target sa già cosa viene a cercare da noi, abbiamo dei lettori molto fidelizzati che vengono a chiedere libri sul territorio e devo dirti che negli anni noi siamo operativi da oltre 10 anni, però eravamo soprattutto online. Dal 2018 abbiamo molto potenziato la presenza fisica e devo dirti che la richiesta di bibliografia e di libri su Mestre è altissima. È molto consistente e perché ok, su Venezia vai su un cavallo che permettimi vincente, nel senso che su Venezia la gente sa, chiede, fa. Abbiamo scoperto che, abbiamo notato con piacere che su Mestre abbiamo tanta richiesta e anche noi lavoriamo da anni anche con realtà del territorio, tenendo libri, consigliando libri e siamo sempre alla ricerca di uscite su Mestre, di uscite devo dirti che siamo contenti, funziona. Beh, sai che sono cominciate anche delle visite guidate alla Mestre, io ne ho partecipato a una con Stefania Colecchia che è veramente un pozzo di scienza, amica. Una cara amica molto brava, una guida turistica che appunto ha cominciato a specializzarsi anche su Mestre e devo dire che l'abbiamo fatta in periodo di Covid, questa primavera, quest'estate e c'era molta gente, ha superato il numero permesso insomma di persone che avevano aderito. È stato molto interessante, io ho scoperto cose, dettagli che non avevo mai notato della mia città perché ho lavorato 32 anni a Venezia e Mestre ci stavo poco, adesso che sono in pensione me la godo e quindi insomma la conosco un po' di più, un po' meglio. Ma anche come titoli ce ne sono tanti che andrebbero promossi, c'è tanto materiale. Mestre Mia ha fatto parecchio in questo senso, ne ha presentati diversi. E un'altra cosa volevo dire, quando sono venuta alle vostre presentazioni, no, tu parlavi delle persone che frequentano la libreria, mi sono resa conto che è proprio una comunità, no? E che quindi si è creato un senso anche di appartenenza attorno a questo locale che è piccolino quindi non può contenere molte persone, adesso immagino che con la pandemia sia appunto un grosso problema, però insomma dai, finirà prima o poi e quindi noi contiamo di poter tornare, poi non ha neanche un esterno come dire, neanche gradevole ma neanche ampio per poter fare cose all'aperto, tipo la Ubi che ha fuori sotto portico. E quindi insomma dai, bisogna resistere, tenere duro e prima o poi finirà. Ti confermo appunto proprio la volontà, quella nostra, è proprio quella di creare una comunità, proprio quella di creare quel rapporto diretto tra libraio e lettore dove si viene a chiedere, consigliare, a fare due chiacchiere che non devono essere per forza finalizzate a un acquisto, ma devono essere anche due chiacchiere così di amicizia. Come era una volta la libreria per noi è questo. Moderna in Piazza Ferretto, forse tu sei troppo giovane, te la ricordi, che il pomeriggio alle 6:30 c'era un gruppo di intellettuali, tra cui anche mio papà, che si trovava da Morini, da Vinicio, anche non solo per comprare, poi tornavano sempre a casa con qualcosa, ma anche solo per scambiarsi opinioni, per vedere cosa era uscito, per chiacchierare. Esatto. Insomma, e sono luoghi importanti, le librerie, le biblioteche, tutti i luoghi di cultura, i musei, i teatri, i cinema, prima parlavamo con Giacomo che sono tutte realtà purtroppo chiuse, aprono i centri commerciali ma i luoghi della cultura sono chiusi, questo è molto triste, diciamo così triste, che io capisco tutto e va bene, insomma, finirà.
Ci chiedono l'indirizzo. Allora, via Gerlin 5, è una laterale di Via Forte Marghera, non siamo neanche in una zona noi di passaggio centrale, perché nasce come un magazzino, noi avevamo esigenza, però dopo, ripeto, negli anni posso venire a vedere il catalogo, posso venire questo, lo vengo a ritirare a mano e tutto, e abbiamo detto, sai, facciamo la pazzia, investiamo in ristrutturazione nel posto e crediamoci. Bravi, tenete duro. Bene, non so, vuoi dirci qualcos'altro? No, abbiamo finito il nostro tempo. Bene, io vi ringrazio ancora. Un'altra cosa volevo dire, che prima di questo disastro epidemiologico e pandemico, Elisabetta Ravegnani, che appunto è la tua titolare e anche la tua dolce metà. È la mia dolce metà. Esatto, hanno 2 bei bambini, così facciamo un po' di gossip. Mi parlava che aveva idea di fare un corso di scrittura, quindi avevate delle idee, avevano voglia di allargare un po' la proposta corso culturale. Anche per bambini di inglese, con letteratura specifica per bambini di inglese. Abbiamo tanti progetti che riporteremo fuori, certo. li metteremo in pratica quando si potrà tornare. Ma certo, e anche la collaborazione con le scuole, mi dicevi prima che voi portavamo degli autori proprio per fumetti, per narrativa, nelle scuole, avevamo già tutto organizzato, avevamo anche una compagnia teatrale che andava a fare degli spettacoli, è tutto rimandato. Ma certo, insomma arriveranno tempi migliori. Io ringrazio Giacomo Borghese, vi preannuncio che la prossima libreria, l'ultima di cui parleremo, che è una nuovissima libreria in via Carducci 68, il Giralibri. Siccome è piccola anche quella e il titolare è unico, povero, Jacopo Bressan, sono bravi. E in bocca al lupo, perché sfattiamo il mito della concorrenza, delle cose, è tutta positività il fatto che aprano, è tutto. Quindi anzi faremo anche noi un salto. Questo ti rende onore. Faremo anche un salto dopo uno si cura il proprio catalogo, si cura la propria clientela, però più attività ci sono e meglio è per tutti. Certo, e quindi appunto dicevo che appunto essendo un unico titolare non può venire qui da noi come speravo per sabato prossimo, che è l'ultimo incontro che avremo di questi cicli, ma come si dice, se a Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto, quindi ci stiamo organizzando per fare un salto lì, vi diremo quando, e per fare una diretta breve quando la libreria è chiusa, insomma verso l'una, per chiacchierare con Jacopo Bressan, fargli i nostri complimenti e vedere che proposte ci porterà lui del suo catalogo. Grazie mille. Grazie a voi ancora. Grazie mille. Annalisa. Allora facciamo il cambio della guardia, adesso arriva Mario Coglitore. Saluta Elisabetta. Sarà fatto. E ci vediamo presto. Grazie a voi. Grazie a te. Ciao. Bene, benvenuto Mario. Eccomi qua, grazie. Eccolo qua. Allora, cambio di passo. Sì. Parliamo di tutt'altro e vi presento l'autore che arriva da Venezia. Questa mattina l'ho buttato giù dal letto, non troppo presto, no, però dai. L'anno scorso ci trovavamo molto prima, mi pare alle 9, facevamo colazione insieme. Allora, Mario Coglitore, che da bravo maschietto nei suoi libri mette la data di nascita, mentre noi donne siamo troppo, come dire, spesso non amiamo molto mettere in piazza, è del 1963, allora è uno studioso ma anche un narratore, uno storico ma anche uno scrittore di fiction. È stato, ve lo presento, si occupa da molti anni di filosofia e di storia ed è stato professore a contratto per un decennio all'Università di Ca' Foscari e attualmente collabora con la Scuola Superiore di Sant'Anna a Pisa, nell'area di filosofia politica, però vive e lavora a Venezia. Allora, lui ha esordito, ha scritto molte cose, ma vi presento la precedente rispetto al libro che presentiamo oggi. Aveva esordito nel 2016 con Cleup, con un pamphlet semiserio che io ho letto e mi ha molto divertito, Tris per una teoria dei sussurranti, pamphlet semiserio, che affronta il tema, purtroppo sempre attuale,
del maschietto narcisista, del narcisismo patologico, e nel farlo in qualche modo si intravede, e comunque lui lo dice nel libro, qualche accenno autobiografico che non è molto esplicitato nel dettaglio, ma insomma si può cogliere. Lo consiglio perché è molto divertente. Ma oggi parliamo della sua seconda prova, che è più narrativa. Si tratta di, qualcuno ha detto racconti, io preferirei chiamarli monologhi perché sono in prima persona, Forse sì. che sono 16 ritratti di personaggi, e l'idea è molto interessante perché Cognitore che cosa fa? Dà voce ai comprimari, no? Seconda fila, questa è la copertina, sempre con Cleup, uscito da pochissimo proprio. Questa è la prima presentazione, Mario, Questa è la prima che presentazione. facciamo. Bene, mi sono contenta di tenerlo a battesimo. Grazie a te. E dunque questi comprimari chi sono? Sono le persone che affiancavano personaggi letterari del mondo del fumetto, della televisione, del cinema, che noi conosciamo tutti, poi parleremo, vi dirò l'elenco, o ce lo dirà l'autore meglio, che sono sempre stati in ombra, no? Perché hanno aiutato il protagonista nelle sue avventure. Gli dà voce, scrive in prima persona, e noi scopriamo un diverso punto di vista su questi personaggi che noi pensavamo di conoscere bene: Sherlock Holmes, Nero Wolfe, Diabolic, ma ce ne sono 16, quindi poi vediamo se Mario Cognitore ce li descrive uno per uno. E che dire, e scopriamo anche dei segreti, dei lati nascosti, delle meschinità, dei lati vulnerabili, delle personalità di questi che abbiamo sempre visto come eroi, che ho trovato molto molto interessante. Poi, che dire, intanto mi piacerebbe sapere, do subito la parola all'autore, come gli è venuta questa idea, anche perché io penso che utilizzerò molto questo libro, Mario, perché io faccio corsi di scrittura, lezioni di scrittura, e per quanto riguarda il punto di vista sono veramente un manuale, perché quando devi spiegare a chi vuole approcciarsi alla scrittura narrativa come si gestisce un punto di vista, questi profili di personaggi sono veramente utilissimi. E ti è venuta questa idea di raccogliere questa raccolta dedicata appunto ai comprimari? Ma guarda, non mi ricordo se c'eri anche tu, forse c'eri, in uno dei nostri incontri che facevamo per la lettura dei libri, quando c'era Altinello. Non so se ti ricordi. Altinello di Cristina. Sì, lì si stava parlando forse si stava parlando, anzi non forse, si stava parlando di queste schede che compaiono su Molly Brown. Ah sì, allora allora esplicitiamo queste due realtà. Il Tinello di Cristina Vianello e Daniela Rossi era più che un tilenno, un salotto in un palazzo veneziano, una casa molto bella, molto elegante di Cristina Vianello, che lei metteva a disposizione di un gruppo di persone, prima di amiche, poi si è esteso anche ad altre persone che erano interessate ai libri, alla lettura, dove si discuteva, si leggevano libri, si ragionava e c'erano gli incontri con l'autore. Mentre invece la seconda realtà che citavi era, scusa? No, dico, è lì in scusa, il Molly Brown. C'era Anna Di Canio, che è quella una delle persone che gestiscono questo sito, si chiama è un blog. È un blog, insomma, sì. Comunque lì si parlava lì mi è venuta in mente l'idea di chiedere se potevo fare una cosa anche su personaggi di fantasia e non soltanto su personaggi realmente esistiti. E mi è venuto in mente Carson, perché? Perché da piccolo, fino alla prima, neanche tanto piccolo, fino alla prima adolescenza sono cresciuto con Tex Willer. Mitico Tex Willer. Siccome però Carson mi era più simpatico e volevo cercare una prospettiva altra, ho cominciato con Carson. Il primo profilo che ho, scusami, continuo a chiamarlo profilo, il primo profilo biografico di totale fantasia che ho scritto è quello su Carson. Dopodiché, così ringrazio anche Saveria Chemotti che mi ha pubblicato sulla sua collana che è Vicoli questo libro per la Cleup. Dopodiché, spinto un po' anche da lei, ho cominciato a scrivere altri profili, per così dire, mi sono divertito molto
e ne ho fatti altri 15. Che se volete vediamo. Sì, allora leggici un po'. L'idea è nata da quello. Che poi sono messi in rigoroso ordine cronologico. Per deformazione, sì. Si parte dall'800. Per deformazione non sono riuscito a non mettere in ordine cronologico e in realtà Passepartout, che è un personaggio che nasce nel 1872 ed è il contrattale di Phileas Fogg, no? del famoso viaggio del Giro del Mondo in 80 giorni, è uno di quelli che ho utilizzato per ultimi, se devo dire così, cioè il libro Giro del Mondo in 80 giorni l'ho visto molto di recente per un'altra questione non narrativa, diciamo così, in senso stretto, e quindi alla fine mi è venuto in mente Passepartout. Passepartout è quello che ho scritto per ultimo. Poi se scorriamo, e quindi sono in ordine cronologico, ovviamente Yanez de Gomera, che è il mitico Yanez della mia infanzia e prima adolescenza, sempre avuto un'infanzia e prima adolescenza un po' piena di questi personaggi, quelli che vedevo al cinema piuttosto che in televisione. Ricorderete Sandokan, no? Chi può dimenticarselo Sandokan? Allora, siccome la prospettiva che volevo assumere era come eterodossa, non so come dirti, cioè non parliamo sempre dei primi attori o prime ballerine per dire una, ma parliamo anche di quelli che stanno dietro o che apparentemente stanno dietro, e alla fine mi sono reso conto che erano tutti molto più simpatici, devo dire la verità, dei personaggi in prima fila. E quindi Yanez, che in realtà Emilio Salgari, sul quale tra l'altro ho studiato di recente, fa comparire per la prima volta nel 1883 il famoso ciclo del Pirata della Malesia. Poi questo che ho scritto invece per penultimo e che ho messo in ordine cronologico, quello del 1886, un grande romanzo dell'Ottocento, che è il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e questi qui invece sono gli unici che faccio dialogare insieme. Perché? Perché in realtà la persona è una sola. Certo. Quindi tanto valeva dare con forse un risvolto un po' psicanalitico, intrecciare i loro discorsi, che in realtà sono quelli che il dottor Jekyll fa a se stesso, in sostanza, che poi Mr. Hyde è semplicemente il suo inconscio, probabilmente. Certo. Poi naturalmente, questo è un altro grande personaggio. Non poteva mancare. Non poteva mancare. Il 1887 nasce dalla penna di Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes, ma anche Watson. Ecco, il quale Watson, devo dire la verità, è sempre, se vedi anche nelle varie riproposizioni cinematografiche, è sempre, sì, è di fianco, no? Però non è mai, no? È quello che deve scrivere le avventure di Sherlock Holmes. E allora perché non dargli la parola? E così ne ha dette anche lui, ci ha raccontato anche lui qualcosa, sempre con lo stile e con l'eleganza del vero britannico, e quindi l'ho tenuto contenuto il personaggio. Poi, anche se è del 1919, ce lo non possiamo non ricordarci il sergente Garcia di Zorro. Forse quelli della nostra generazione, o lo hanno riproposto in televisione, no, è stato so, perché io ero proprio una bambina, tu non eri neanche nato forse, quando lo guardavo io. Beh, no. Sei più giovane di me. Sì, ho capito, però comunque è dell'anno riproposto, avrò avuto 8-9 anni, quindi sono stati i primi anni 70. Il sergente Garcia è negli Zorro con Banderas, per esempio, non compare. Ah no? Forse non l'ho visto. Non mi pare che ci sia. No, l'ho visto veramente. No. C'era? Perché la storia è tutta orientata. Era troppo simpatico il sergente Garcia. Allora, anche il sergente Garcia, siccome ecco quello che hanno, se vuoi, è una rivisitazione anche un po' di alcuni argomenti trattati in tris, ma adesso sto cercando un collegamento forse un po' improprio, ma neanche tanto. Siccome questi ragazzi sono piuttosto sono troppo presenti, anche Zorro, no? Troppo presente, troppo bravo, troppo atletico, allora diamo la parola a Sergente Garcia, che ha molti chili in più e anche qualche anno in più, però vive lo stesso, insomma, il suo posto nella storia con molta sofferenza, e questo è quello che ho tentato di fare. Poi Simenon, grandissimo scrittore naturalmente del Novecento, la signora Maigret, che in realtà è del 33, compare credo per la prima volta nel 33 il personaggio. Questo è il pezzo che mi è piaciuto di più, nel senso che è più malinconico. Mi sono molto immedesimato in lei, sostanzialmente, anche perché poi ovviamente, ma questi sono ricordi, sempre che si intrecciano su ricordi, per me la signora Maigret è Adriana Pagnani. Certo. E il commissario Maigret è soltanto Gino Cervi. Ovvio. Cioè, non esistono altri. Non ce ne sono altri. Adesso vorrei raccontarti un particolare autobiografico gustoso, ma non importa, che questo è veramente ridicolo. Di quando ero molto piccolo, appunto, mi identificavo col commissario.
e quindi la signora Maigret ci stava. Poi ovviamente Paolo Ferrari, Archie Goodwin, Nero Wolfe, quindi Tino qui si Pozzelli, intreccia letteratura e televisione, perché sono i romanzi e poi c'è lo sceneggiato che tutti abbiamo seguito. Quindi. Questo ti fa vedere come la mia infanzia e prima adolescenza, insisto, sia stata in realtà interamente condizionata dalla televisione, c'è da fare, e da un po' di fumetti, neanche tanti. Libri meno all'epoca, molto di più adesso. Poi adesso corro perché poi Robin al posto di Batman, Robin che racconta Batman, anche Batman, cioè nel senso, capito, un personaggio autoreferenziale, narcisista, sessista. Di Kit Carson, hai già detto? Di Kit Carson, ho già detto. Chico è l'assistente di Zagor. Ecco, e qui mi trovo impreparata, perché io Zagor non lo leggevo, quindi quando ho visto nell'elenco Chico ho detto, e chi sei? No, guarda, però vedi, è una mia lacuna. Alla fine, rivedendoli tutti quanti, è proprio la storia della mia vita, non c'è niente da fare. E Chico, che è l'assistente di Zagor, che peraltro è un fumetto che hanno terminato molti anni fa, non hanno più fatto uscire a un certo punto. Poi Moneypenny, perché anche James Bond mi ha stressato abbastanza come un personaggio come dire, assolutamente perfetto e autoreferenziale. Tanto valeva... No, però l'ultimo James Bond è un James Bond malinconico, un po' perdente. Gli ultimi due che film. sei una fan di... No, assolutamente no. Di Sean Connery? Per me, come Gino Cervi è l'unico dopo Sean Connery è la fine. Però voglio dire l'ultimo, adesso non so neanche dirti come si chiama questo attore degli ultimi due. Oddio, aiutami. Scusami, è un po' appannato, un po' invecchiato, un po' in crisi, quindi c'è un'evoluzione insomma più umana del personaggio. Sì, lo stanno facendo, lo mettono un po' più in difficoltà. Moneypenny in realtà, come potrei chiamarlo, è l'elogio del cameo, nel senso che non la vedi pochissimo. E fa sempre la parte della svenevola con James Bond, perché anche se lei è l'interfaccia tra James Bond e M. Ma hanno avuto una storia però a un certo punto, breve, forse credo di sì. Stato tra i due. Ecco, vedi, questo non mi ricordavo, l'ho tagliata sta roba perché in realtà faccio sì che distrugga il mito di James Bond. Mi sono divertito molto a scrivere questa recetta a fare. Poi c'è anche un altro personaggio che viene adesso che distrugge il suo eroe, che è molto divertente anche questo. E un altro insopportabile è, adesso dico cose che mi fa ti farai molti nemici qui. In rete mi farò un sacco di nemici. Un altro personaggio insopportabile è Diabolic. Diabolic è veramente insopportabile, cioè più simpatico criminale. Allora Eva Kant, che è questa signora a cui danno un ruolo in realtà, ma è sempre un po' più opaca. Non è il protagonista, diciamo, no? Sì, e comunque è la donna che sta dietro l'uomo. Certo. Allora ho fatto in modo che fosse l'uomo che stava dietro alla donna adesso. E qui si svela il segreto di Diabolic, che sembra un amante molto scarso. E non lo è, appunto. Così dice lei. Così dice lei, vi faccio delle cose. Così dice lei. Poi un'altra grande serie televisivo che mi ha appassionato e ancora adesso mi appassiona, gli sono proprio un fan, è Star Trek. Star Trek, certo. Però Star Trek serie originale. Un cult, come si dice. Serie originale, e secondo me DeForest Kelley, che faceva il dottor McCoy, primo ufficiale medico a bordo della USS Enterprise, senti come sono certo. Lui in realtà non ne ha uno, ne ha due, perché ha due prime ballerine, cioè ha sia il capitano Kirk che il mitico Sino Spock, che è il vulcaniano, e quindi anche là gli ho fatto dire un po' di cose, come dire, cattive, insomma, tanto per mettere i puntini su lei. Il successivo è, questo si conosce veramente poco, un'altra serie di fumetti che ha avuto una durata relativamente breve, è stata Il comandante Mark. Non lo conosco, questo anche qua mi trovi preparata. Che alla fine del Settecento combatteva gli inglesi nell'Ontario, dove io... E Gufo Triste? E Gufo Triste è uno dei suoi due assistenti principali, però è l'indiano, e quindi lì ho colto l'occasione anche per fargli dire un po' di cose, insomma. Poi sempre Gufo Triste anche, con la signora Maigret, anche questo è un personaggio che mi è piaciuto abbastanza, perché ho ripercorso un po' di storie che avevo letto, insomma, e anche quel fumetto che poi avevo dimenticato quasi. Questo ero già giovanotto in età più avanzata, e Lupin III, il famoso cartone animato, e lì ho fatto parlare Margot, che è un bel personaggio, che li tiene in scacco tutti quanti. Allora lei lì andava costruita in un certo modo, infatti ci ho provato.
E poi naturalmente questo è l'ultimo in ordine di tempo, perché non leggo più fumetti, se non svelo un altro segreto, ho l'intera raccolta di Dylan Dog. E allora Dylan Dog non poteva, un altro personaggio, allora mi piace molto, anche se adesso un po' si ripetono, però Dylan Dog ha questo, era un problema mio naturalmente, che rilancio sul personaggio. Dylan Dog è bravissimo, bellissimo, fa l'indagatore dell'incubo, ha una collezione infinita di morose, tutte quante, e tutte cadono ai suoi piedi come dice Grucia. Si vede che inciampano, perché Grucia è famoso per le battute, e quindi valeva la pena di parlare di Grucia, cioè che poi Grucia è quello che gli salva la vita, gli fa da maggiordomo, gli pulisce la casa, a Dylan Dog intendo, e quindi valeva la pena e questo è l'ultimo 1986. Mi sono accorto che dopo Dylan Dog non saprei trovare in questo momento un seconda fila, quindi allora a me viene in mente adesso, visto che parli di maggiordomo, mi viene in mente chi rimane sempre in casa e gli fa gli assalti per allenarlo alle sorprese negative di come si chiama, la Pantera Rosa di Clouseau. Il commissario Clouseau, sì. Potresti fare, sai, il suo servitore cinese, potresti fare quello, che io ho sempre trovato molto divertente. Quei siparietti lì sono strepitosi e io li conosco a memoria, ma ogni volta che arrivano proprio non riesco a trattenermi da un eccesso di risate. Quindi se hai voglia potrebbe essere, potresti pensarci. Bene, allora, una cosa ti volevo chiedere rispetto a quando ti sei messo a ragionare e a scrivere questi profili o questi monologhi, come vogliamo chiamarli. Come hai trovato la voce di ognuno? Perché veramente ognuno ha chiaramente la sua personalità, ma anche una voce, che è la cosa forse più difficile. Sono 16 personaggi e tu hai trovato 16 voci con cui farli parlare. Cioè te li sei guardati, te li sei visti? Adesso io come hai fatto? Non lo so, cioè non vorrei sembrare troppo stravagante, fa sempre l'alternativo, cioè ti giuro non lo so. Una volta che ho scritto Carson la cosa mi era piaciuta e anche su insistenza di Saleria comunque e anche di altri a cui passavo ogni tanto la roba da leggere per così dire, lì sono partito e ne ho fatti una serie, poi mi sono fermato per un certo periodo non a lungo e poi ho scritto gli altri. Non so, mi sono venuti uno di filate come le ciliegie, non so come dirti. Cioè, a partire da Carson mi sembrava che funzionasse e quindi mi sono messo a scrivere tutti quanti altri, scegliendoli a seconda, ripescando nella memoria. Per questo ti dico, in realtà una volta che l'ho finito l'ho riletto, l'avrò letto per correggere, non so, 50 volte, non mi ricordo, 30 volte. Mi rendevo conto che ero io che parlavo a me stesso, non so come dirti. Cioè le mie letture da bambino, poi da ragazzo. Quindi è un'autobiografia attraverso i comprimari degli eroi della tua vita. Sì, non ci ho pensato, poi avevo in testa l'idea di cercare seconde file, se devo dirtela proprio tutta, e poi le cercavo e alla fine le ho scritte sulla base di quello che mi ricordavo di loro, con una attenzione particolare a fargli dire, cioè a fargli assumere la prospettiva critica rispetto al personaggio principale. Questo è l'unico lavoro che ho fatto da quel punto di vista, poi li ho scritti. Adesso potrei dirti per esempio la signora Maigret, sono andato con la memoria a quello che mi ricordavo di Gino Cervi e della Pagnani, e devo dirti la parola, siccome su YouTube trovi tutto, un'occhiatina l'ho data a un paio di puntate. Cioè le hai riviste? Sì. Funzionano ancora? Per me sì. Come tempi, perché adesso siamo abituati adesso ad altre sceneggiature, ad altri ritmi. Allora, è tutto un altro, io è tanto che non le rivedo. È tutto un altro mondo, perché è come, era un po' come posso dire, la soluzione del teatro in televisione. Certo, sì. Però quando ne ho viste solo qualche pezzo, perché poi volevo vedere lei come si muoveva, e quindi ho ritrovato l'ambiente, un po' l'ambiente parigino del Novecento,
e poi sai che anche qualche anno che mi occupo di storia insomma contemporanea, quindi... E adesso sveliamo cosa c'è sotto no, perché a questo veramente ha un altro scopo che dopo vedrai, ma, ma non lo facciamo vedere. Non l'ho portato, era perché dopo volevo andare. E quindi, dov'era che mi sono perso? Sì, e quindi per esempio lì ho fatto questa cosa. Per quanto riguarda Zorro, non mi ricordo quando l'ho visto l'ultima volta, che io poi sto sempre parlando della serie televisiva di sì, Zorro, sì, certo. perché poi anche Alain Delon ha fatto Zorro, per dire. E lì ho rivisto volentieri Sergente Garcia e ho ritrovato alcune cose, e poi scrivo per divertimento, specialmente questa, siccome non oso pronunciare la narrativa, se non mi sento, di narrativa scrivo abbastanza su ispirazione, ecco, questo è quello che faccio. Il resto no, quando scrivo altre cose ci metto un po' più devo stare un po' più attento, invece questa è andato via sciolto, è un'esperienza che consiglierei a tutti quanti, cioè quella di mettersi a scrivere sulla base di quello che ti viene, di quello che senti, o se hai un argomento specifico che vuoi sviluppare, come questo poi è semplicissimo, insomma si tratta solo di scrivere di alcuni personaggi, però è un lavoro veramente sulla memoria e sull'autobiografia. Ecco, devo dire che... bisogna dire che Mario ha una velocità, una capacità di scrittura notevole che per certi versi gli invidio, perché mentre usciva questo libro appunto di narrativa, perché così lo possiamo collocare, si è aggiunta alla sua produzione saggistica, ha fatto un libro sulla storia delle poste per esempio, qualche anno fa, che abbiamo presentato in Marciana, mi ricordo, con Maria Letizia Sebastiani, che allora era direttore o direttrice, come vogliamo dire. Sì. Adesso è uscito proprio a pochi giorni di distanza da questo in seconda fila un altro libro, vuoi farlo vedere? Che io non ho letto ancora, quindi non ne parliamo. Giuro che è dedicato, visto che c'è, Viaggi coloniali, ecco, quindi qui il sottotitolo Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra 800 e 900. Ecco, quindi insomma è prolifico il nostro Mario Coglitore, è prolifico e scrive bene, ha una capacità argomentativa che invidio, anche quella. E sono contenta di averlo portato qui a Mestre Mia e di aver parlato di questo libro molto divertente, che può essere un regalo di Natale per quegli amici che sono fanatici del fumetto o delle serie televisive, dei vecchi sceneggiati, dei vecchi telefilm, e insomma io l'ho letto con molto piacere e l'ho trovato molto divertente. Allora, come tempi ci siamo, direi, non ci dilunghiamo oltre. Io ti ringrazio molto di essere venuto. C'è qualcosa che volevi dire che non hai detto perché non ti ho fatto la domanda giusta? No, figurati, no, volevo solo ringraziare te, Mestre Mia, naturalmente, e anche i vostri ospiti, perché la location è straordinaria, anche per il territorio urbano mestrino, insomma, voglio dire, molto lo dico da veneziano, così faccio anche questa battuta su Venezia al centrismo, che ogni tanto sarà meglio abbandonare, e quindi questo è un grande esperimento che avete fatto, insomma. Bene. E grazie ancora. Grazie a te Mario, noi ci vediamo la prossima settimana, venerdì 18, con Federica Sgaggio, una scrittrice veronese, che ci porta un romanzo bellissimo che io ho letto, amato, mi ha commosso molto, L'eredità dei vivi. E invece sabato 19 avremo due autori, Carola Minincleri Colussi con il suo romanzo La sposa volante, e Guido Vianello con una raccolta di racconti, Ancora un domani, racconti in 3D. Per quanto riguarda la terza libreria indipendente, nuovissima, del giovane Jacopo Bressan, vi sapremo dire quando riusciamo ad organizzarci per la nostra incursione. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana. Grazie. Grazie ancora.